Quello che evidenzia la visita del Ministro Tajani oggi, che ringrazio, è che lo Stato dall'inizio, dal primo Consiglio dei Ministri, ma anche dai contatti che sono stati immediatamente, quando si è capita anche la portata dell'evento, c'è sempre stato. A me piace sottolineare che in questo tipo di contesto ci stiamo muovendo celermente, con una protezione civile che ha funzionato a tutti i livelli e con delle risposte che devono essere costruite insieme, che stanno arrivando. Forse è la prima volta che c'è una collaborazione così fattiva e che dà delle risposte non soltanto ai comuni o a livelli infrastrutturali, che sono anche i primi che stanno quantificando i danni, ma proprio a chi deve fare impresa, a chi si trova domani mattina a dover gestire delle attività che magari hanno difficoltà. Quindi le nostre filiere, le nostre imprese avranno delle risposte, e il confronto di oggi va in questa direzione. Quindi io sono contenta della collaborazione che stiamo trovando, e credo che questa sia la giusta risposta che le istituzioni devono dare. Noi abbiamo ricevuto dalla Protezione Civile ovviamente la necessità di dover fare insieme ai comuni i danni, stimare i danni. Ci sono 144 comuni che sono coinvolti, quindi ovviamente i danni stanno salendo. Quello che è importante è proprio pensare, e oggi sarà il nostro argomento, anche a chi non è direttamente coinvolto ovviamente dal conto comunale, chi non è direttamente coinvolto dal conteggio di un'infrastruttura di una strada, ma si trova a dover reggere l'economia regionale. Quindi io credo che sia importante davvero fare fronte comune e dare delle risposte attraverso quelle che sono le realtà che hanno accompagnato il Ministro, SACE, Simest, Cassa Depositi e Prestiti, quelli che sono gli strumenti che noi avremo a disposizione.